allo stadio. Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Incominciamo nuovamente il ciclo di puntate fresche dopo un periodo abbastanza lungo di repliche, comunque trattavano sempre temi molto interessanti di attualità. E incominciamo con i nostri ospiti, ve li presento subito, poi entreremo anche nel merito specifico della tematica odierna. Quindi ben arrivato, ben ritornato qui con noi l'onorevole Paolo Paternoster, deputato della Commissione Finanza Lega. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Ben arrivato anche Fabio Donà, direttore marketing dell'Aspiag. Gruppo Despar, Interspar per intenderci, chi non dovesse conoscere, Margherita Grigolato, segretaria Filcams CGL Veneto, grazie anche a lei, Eugenio Gattolin, ben ritornato, segretario generale Confcommercio Veneto. Vediamo se riuscirà a raggiungerci anche un altro ospite che rappresenta l'associazione di consumatori, speriamo e casomai faremo ugualmente. Ci sono pareri difformi, stiamo parlando delle chiusure domenicali, ci sono le audizioni in corso, è un argomento, un tema molto delicato, vede pareri contrastanti, punti di vista diversi a seconda delle categorie rappresentate. Dal punto di vista economico-produttivo è un aspetto positivo questa liberalizzazione, questa apertura. Ci sono 16 paesi su 28 dell'Unione Europea che tengono aperto, che hanno liberalizzato comunque la domenica e le giornate festive. Ma cosa si può fare per evitare poi inconvenienti di altro genere? E poi c'è l'acquisto d'impulso, quello che viene fatto dal momento in cui il negozio è aperto, uno entra e acquista e spende, che serve a muovere l'economia. Un'economia che comunque di fatto è in stallo per quel che riguarda i consumi. Insomma, quali decisioni prendere? Adesso vedremo un po' dai nostri interlocutori i diversi aspetti, abbiamo anche un'intervista tra la gente che viene fatta, quindi diversi punti di vista. Riflettete anche voi, cogliete l'occasione per pensare cosa reputate che sia giusto fare secondo il vostro personale punto di vista, angolo prospettico, ma prima di incominciare insieme, come sempre, si riapre il nostro angolo con lo SPCGL del Veneto e quindi con il problema delle pensioni. Poi ritorniamo in studio, seguitelo insieme.